In 3 minuti il TG del quotidiano La Nazione Siciliana. Luca Sammartino bocciato dal riesame. Il Tribunale del riesame ha respinto con motivazioni nette il ricorso dell'ex vicepresidente della Regione contro l'interdizione per 1 anno dai pubblici uffici. Sammartino, indagato nell'inchiesta Pandora relativamente a 2 casi di presunta corruzione, continua comunque a svolgere le funzioni di deputato regionale in quanto nella norma che prevede la sospensione non sono compresi gli incarichi elettivi. E il rimpasto si complica. L'esponente della Lega non potrà invece riprendere, come Schifani avrebbe sperato, gli incarichi di vicepresidente della Giunta e di assessore, dai quali si era dimesso 3 mesi or sono. Il rimpasto quindi si complica. Per l'assessorato all'agricoltura si fa il nome di Salvatore Barbagallo, docente alla Facoltà di Agraria di Catania, scelto dallo stesso Sammartino. L'altra postazione della Lega sarebbe contesa tra Turano e l'ex eurodeputata Annalisa Tardino. Rinviata la manovra di 1 settimana. La terza manovra economica dell'anno, con un plafond di 160 milioni, subisce un rinvio di 1 settimana per consentire ai deputati di preparare al meglio i propri emendamenti. Dovrebbe quindi arrivare in aula nel corso dell'ultima settimana di luglio. Provocazione Lantieri, torni il reddito di cittadinanza. Probabilmente con intenzione provocatoria o di semplice propaganda, la vicepresidente dell'Ars e deputata di Forza Italia Luisa Lantieri ha presentato un disegno di legge per l'istituzione di un reddito regionale di cittadinanza per soggetti dai 18 ai 59 anni in difficoltà economiche esclusi dal reddito di inclusione. Per fortuna Forza Italia e Schifani hanno subito preso le distanze dalla proposta che, quando attuata, ha già fatto gravi danni all'Italia. L'Europa finanzia parte del ponte sullo Stretto. Il comitato chef della Commissione europea, che si occupa di accelerare gli investimenti nel campo delle reti transeuropee dei trasporti, ha deliberato un primo contributo di 25 milioni di euro di cofinanziamento alla parte ferroviaria del progetto esecutivo del ponte sullo Stretto, e con questa scelta si sgombra gran parte delle chiacchiere degli avversari del ponte. Borsellino proiettato a Palazzo Reale. Il volto sorridente di Paolo Borsellino è da ieri proiettato nel cortile Macheda all'interno di Palazzo dei Normanni di Palermo e lo sarà fino al 18 luglio per un'iniziativa voluta dal presidente della Commissione regionale antimafia Antonello Cracolici, d'intesa con il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno, nel 32esimo anniversario della strage di Via D'Amelio. Oggi è tutto. Per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana. Il nostro sito è www.lanazionesiciliana.eu.